Buonasera, buonasera. Siamo pronti a decollare con una nuova puntata dello Scrigno. Stiamo entrando nel pieno dell'atmosfera natalizia e di questo periodo domina, è proprio il caso di dirlo, San Nicolò, che siamo convinti che è particolarmente sentito in provincia di Gorizia, a Trieste, ma come vedrete anche la provincia di Udine lo onora per bene, sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista della festa, della mondanità, e quindi parleremo di questo con tante immagini. Allora andiamo a Camporosso. Lei si chiama? Fabrizio Colloredo. Ecco, Fabrizio Colloredo saluto Luca ovviamente, ha preparato un filmato di circa 8 minuti, più di qualche ora, per parlare di quanto accade domani al calar della sera, vero? Sì, esattamente. Camporosso rappresenta un pochino quello che succede grosso modo in tutta la Val Canale, diciamo da Malborghetto fino al confine con la Slovenia, Fusina in Val Romana. Succede che noi siamo un luogo di confine dove si assestano due tradizioni, quella più nordica e quella più mediterranea, rappresentata appunto da San Nicola nelle tradizioni di Bari, se vogliamo, e di Venezia, dove si conservano dei resti di questo santo, delle reliquie, no? Noi mettiamo insieme però anche un'altra tradizione, che è proprio quella nordica, forse di origine celtica, che è quella dei Krampus. I Krampus che stiamo vedendo in questo momento, che si ritrovano sotto alle chiese, in prossimità delle chiese della vallata, sono degli esseri che sono collegati al solstizio d'inverno, nel momento in cui nelle valli montane il sole perde di intensità, la notte e il freddo diventano più importanti, escono questi esseri dai boschi. C'è anche a questo punto una piccola leggenda che voleva raccontare forse Simone e che si collega a questo fattore esorcistico del santo. Poi magari Simone la racconterà questa cosa. Quanto hai lavorato per fare questo filmato? Queste sono le riprese che ha fatto mia moglie Daniela, che è anche lei nel gruppo lì presente, e sono le immagini in diretta praticamente di quello che accade. I Krampus, questi esseri diabolici, bestiali, sono un misto con gli animali, sembianze per metà umane, per metà animalesche. Prendono vita rigorosamente all'imbrunire del giorno 5 di dicembre. Infatti questi sono, insieme a pochi altri gruppi nella Val Canale, sono i Krampus originali, sono quelli veri, diciamo, quelli che non si fanno vedere nelle altre giornate perché gli altri sono finzione, no? Si ritrovano e c'è ovviamente un collegamento a quello che è il rapporto con i bambini che vengono premiati. Già si era detto che in questo connubio tra bene e male il bene ha la supremazia. La Chiesa ha dovuto mettere insieme queste due cose perché la tradizione dei Krampus era molto sentita, non poteva essere abolita, e allora c'è stato questo sposalizio tra San Nicola e la tradizione nordica, no? Anche da noi c'è il sacchetto dei regali che abbiamo portato, è possibile vedere qui sul tavolo vicino alle fruste, e poi abbiamo anche i Krampus di pane che vengono consegnati ai bambini meritevoli in un momento di, se vogliamo chiamarlo, incontro tra da una parte i Krampus che portano il bambino davanti al santo e dall'altra parte il santo che ammansisce questi esseri bestiali, dando protezione, offrendo protezione immediatamente al bambino, ma anche di fatto all'intero villaggio. Ecco Fabrizio, chi è che magari ci può descrivere che cosa c'è sul tavolo nel nostro studio? Ecco, c'è Simone che voleva raccontare un piccolo aneddoto riguardo, Simone, e poi può anche descrivere. Prego. Sì, allora a noi della scuola di Camporosso, alle elementari ancora, ci insegnavano la leggenda dei Krampus, e questa leggenda narrava che in un villaggio c'erano dei ragazzini che si divertivano a spaventare la gente del paese travestendosi con delle pellicce animali, con delle maschere altrettanto animalesche.
Quando poi arrivavano al cospetto di queste persone, spaventandole, chiedevano in cambio del cibo, dei dolciumi, dei prodotti fatti in casa tipo pane, salumi, prosciutto, formaggio. Quando poi invece andavano a spartirsi, diciamo, il bottino, si riunivano tutti quanti e però notavano che ce n'era uno in più. E questo uno in più, quando poi gli si chiedeva di svestirsi anche lui, non reagiva, non diceva niente, e allora osservandolo meglio notavano che le sembianze erano proprio reali. Aveva anche degli zoccoli ed era appunto questo Krampus, questa presenza del bosco, questa entità che quindi li ha spaventati, ha spaventato questi ragazzini e da quella volta non hanno più fatto questi scherzi. Ecco, mentre stanno andando ancora le immagini, ringrazio ancora Fabrizio e sua moglie, chiedo a Andrea. Andrea, ecco, questi sono gli strumenti Dei Krampus, le fruste. Le fruste sì, sono, diciamo, fruste, fiaccola e Krampus sono, diciamo, visti insieme. E poi i campanacci. I campanacci, poi c'è una coda di cavallo e sono degli strumenti usati proprio per incutere terrore tra la gente, tra i ragazzi. Ma c'è qualche creatura che riesce ad ammorbidire queste? C'è San Nicolò. E basta? E qualche angelo si presenta, ma comunque non hanno molto potere. San Nicolò sì, ma gli angeli un po' di meno. A seconda, insomma. E mentre questo qua è un Krampus di pane, che è un dolciume tradizionale, diciamo, del periodo dei Krampus, è un pane dolce, ottimo a colazione, diciamo, e viene prodotto dai panifici della valle in grande quantità. Sì, Si vende solo domani questo? No, si vende nel periodo natalizio? Dei Krampus, diciamo, da inizio dicembre fino al 5-6, insomma, pochi giorni disponibili. Posso andare da questa signora che ha fatto le immagini? Fa freddo quando si fanno quelle immagini? Sì, fa molto freddo e i Krampus sono molto nervosi perché sono stati nel bosco tutto l'anno e quindi scendendo solo un giorno sono veramente molto agitati. Ecco signora, quindi, però ecco, sì. Capisco che ai normali dà fastidio qualche volta essere ripresi, ma il Krampus è un po' eccentrico, ama essere ripreso? Sì, appunto, lui essendo tutto l'anno relegato nelle foreste, quando scende è molto vanitoso. Certo, e quindi si vuole far vedere, riprendere, tante volte anche nell'impeto ti buttano per terra, come è successo a me. Che per una ripresa un po' più acrobatica? Sì. Ho capito. Effettivamente sì. Andiamo da lei un attimo, ma mi scusi, i Krampus adesso, se lo chiederanno in molti a casa e penso anche dove sono? È nel bosco, attendendo il momento più propizio per uscire, cioè domani sera, all'imbrunire. Allora andiamo avanti, lei arriva anche lei dalla... Da piccolo le ha prese mai dai Krampus? Sì, tante volte. Ah, beh, quindi tante volte avevo sempre molta paura e per quello ero ben... Scusi, la menavano perché probabilmente li attirava, aveva combinato qualcosa? Sì, dopo non so, di solito mi dicevano che ci conoscevano perché ci controllavano e allora eravamo sempre molto frustate? Sì, frustate e poi si scappava se si poteva. Dove succedeva questo? A Camporosso, in tutto il paese. No, in tutto il paese. E noi poi avevamo anche, c'è una sala dove arrivava con San Nicolò e Krampus e lì ci davano un regalo più grande, ecco. Ci chiamavano sul palco. E che regalo arrivava? Ma non era chiamato di preciso, quello della sala. E poi c'era anche la frusta, perché ogni tanto sapevano cosa non facevi, se non obbedivi, se andavi male a scuola. Manuel, lei porta ancora i segni? No, i segni, non ero così cattivo da portare i segni, ecco, le ho prese ma non così forti. Senta, le armi vengono confezionate, cioè loro arrivano direttamente dal bosco già... Sì, attrezzati. Già armati. Sì. Poi c'era sempre però San Nicolò che li fermava perché erano sempre dominati da San Nicolò, non è che facevano quello che volevano. Ho capito. E poi più facevano anche pregare Ho capito. i bambini o noi ragazzini, ecco.
ci facevano pregare il Padre Nostro, e in casi eccezionali anche dire l'Ape Maia, cantare l'Ape Maia per... Vola, vola, l'Ape come Maia. faceva, scusi? Vola, vola, l'Ape Maia. Ma sono un Krampus. Sì. E allora c'era questa variante dell'Ape Maia. Avrei piacere di mandarle su banane domani. Sì, Che non è un uomo che dà nell'occhio, però vestito... Diventi neri. Luca, giusto due parole e poi andiamo da Fabrizio. L'appuntamento, se vogliamo ricordarlo... L'appuntamento è domani alle 5 sotto la chiesetta di Santa Dorotea. Ora 17 a Camporosso. Sì, Camporosso. Niente, venite numerosi, vi aspettiamo. Fabrizio, poi andiamo in pubblicità. Devo semplicemente concludere questo nostro intervento. Luca ha già invitato tutti a partecipare, però lo vorrei contestualizzare ancora un attimo rispetto a quello che è l'ambiente montano, cioè questa tradizione dei fuochi, che parte, se vogliamo, con la festa di domani dei Krampus, dove il fuoco è presente, energia forte, dominante, e si concluderà poi con l'Epifania. Anche noi abbiamo la Befana, la Pectra Baba, però in mezzo ci sono ancora alcuni momenti, dei quali un momento veramente molto molto intenso e particolare che abbiamo voluto portarvi anche come anticipazione, che è nell'altro contributo video che abbiamo portato, quello dei fuochi d'inverno, è la fiaccolata dal Monte Lussari. Anche qui il fuoco è un elemento molto molto importante. Succede praticamente che oltre 100 fiaccolatori portano dalla cima del Monte Lussari il fuoco dal santuario posto sul Monte Lussari, santuario mariano, fino al centro del paese. Ecco, in queste immagini ci sono i fiaccolatori che partono, e questo è lo stesso fuoco, le stesse fiaccole che vengono accese in occasione della festa dei Krampus. E ci sono le associazioni del paese che partecipano all'organizzazione di questi eventi, e questo è un evento veramente straordinario perché è di un'intensità veramente incredibile. 100 fiaccolatori che scendono, e tutte queste cose fanno comunque parte di questi festeggiamenti del solstizio. Io invito tutti a partecipare a questa serie di eventi, non voglio portare via spazio alle altre persone, che è giusto. Quando è questo evento? Il pomeriggio del primo giorno dell'anno, quindi il 1° di gennaio, nel pomeriggio del 1° di gennaio. Si formano delle figure straordinarie, questa sembra un albero di Natale, oltre 100 fiaccolatori in un regime di strettissimo rigore, fanno tutti insieme un disegno, quasi un dipinto di fuoco. E qui il singolo perde molto del suo valore, perché solamente l'ordine, solamente la disciplina ferrea, rigida, riesce a rendere dagli osservatori a valle quello che è un dipinto per il quale la montagna sembra quasi dischiudersi, una cosa molto bella, molto poetica. Poetico Fabrizio, eh? È molto interessante. No, lei è poetico. Grazie. Incanterà sua moglie a ripetizione. Sembra che l'abbia già incantata. Credo proprio sì, la guardava in maniera quasi religiosa. Sì. Lo scrigno vi è stato offerto da UBI, Banco di Brescia.